Tacite like a tutti, io sono Linda Kelsang Santulama e benvenuti a Tibet TV, un settimanale in italiano che vi racconta le notizie di questa settimana sul Tibet, Sua Santità Dalai Lama e l'amministrazione centrale tibetana. Diamo prima un'occhiata ai titoli principali delle notizie. Dobbiamo imparare a vivere insieme pacificamente. Sua Santità Dalai Lama condanna la perdita di vite umane nell'incidente ferroviario di Taiwan. Sua Santità Dalai Lama e i leader mondiali si esprimono nella Giornata Mondiale della Salute. La Cina trattiene in isolamento uno scrittore tibetano. Il Sikyong pubblica il rapporto sui diritti umani dei paesi vicini, compreso il Tibet. Il Sikyong nella sua prima tappa del tour di addio all'India del Sud. Il vice sindaco di Budapest protesta contro la visita del ministro della difesa cinese, issando la bandiera nazionale tibetana dal municipio. Office of Tibet Washington discute il dialogo sino-tibetano. Sua Santità Dalai Lama ha partecipato a un webinar organizzato da una coalizione di individui e organizzazioni degli Stati Baltici venerdì scorso, dove Sua Santità ha espresso la sua fiducia nei confronti del popolo degli Stati Baltici, della Lettonia, della Lituania e dell'Estonia, nel promuovere la fratellanza e la sorellanza umana. Now, moral ethics, the ultimate source of happiness among the humanity. And I emphasize we need sense of oneness of 7 billion human beings. We have to live together on this planet. Now, concept of war is outdated. Sua Santità Dalai Lama esprime le sue condoglianze per la perdita di vite umane nell'incidente ferroviario di Taiwan. Sua Santità ha scritto al presidente di Taiwan Tsai Ing-wen esprimendo la sua profonda tristezza per l'incidente. Personalità di spicco, tra cui Sua Santità Dalai Lama, Papa Francesco, il direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, hanno condiviso i loro messaggi in occasione della Giornata Mondiale della Salute, sottolineando l'importanza dell'accessibilità dell'acqua e della sicurezza nelle strutture sanitarie. Hanno notato in particolare le condizioni pericolose in cui le donne partoriscono in quei paesi del mondo in via di sviluppo statisticamente legati all'alto tasso di mortalità materna e infantile. Ancora più importante, il messaggio cita la dichiarazione di Sua Santità rilasciata lo scorso aprile in occasione della Giornata Mondiale della Terra, che fa appello alla fornitura di beni di prima necessità. Dobbiamo garantire che i malati e i valorosi fornitori di assistenza sanitaria in tutto il mondo abbiano accesso alle necessità fondamentali di acqua pulita e servizi igienici adeguati per prevenire la diffusione incontrollata delle malattie. Le autorità cinesi hanno arrestato un eminente studioso e scrittore buddista tibetano, Goshe Gyatso, noto anche come Goshe, un monaco di Ngaba nella tradizionale provincia tibetana di Amdo, incorporata nella provincia cinese del Sichuan. Il motivo della sua detenzione non è noto al momento. I funzionari della regione autonoma del Tibet, TAR, avevano arrestato il monaco 45enne di Chengdu, nella provincia del Sichuan, il 26 ottobre 2020. La notizia della detenzione arbitraria di Goshe Gyatso è emersa dopo 5 mesi, mentre i suoi cari aspettavano nella speranza di un suo rapido rilascio. Tuttavia non ci sono stati progressi o notizie sul benessere e le circostanze di Goshe Gyatso, sollevando preoccupazioni per molti circa le sue condizioni di detenzione. Secondo International Campaign for Tibet, Goshe Gyatso ha pubblicato diversi libri sulla filosofia, la tradizione e la cultura buddista tibetana. Prima della sua detenzione nell'ottobre 2020, il suo lavoro di difesa della libertà accademica negli ambienti dell'educazione monastica hanno portato alla sua multipla detenzione e all'imprigionamento, nonché all'esilio forzato dal suo monastero. Il presidente dell'amministrazione centrale tibetana ha rilasciato un rapporto sui diritti umani pubblicato dal Center for Democracy, Pluralism and Human Rights di New Delhi al Constitution Club of India venerdì scorso. Parlando della Cina che vuole dominare ideologicamente il mondo, il dottor Senghi ha sollecitato una maggiore sensibilizzazione nelle università in termini di studi tibetani. Anche altri esperti di diritto e di diritti umani hanno parlato delle violazioni dei diritti umani perpetrate in Tibet e in Siria. Durante il suo tour ufficiale di addio attraverso gli insediamenti tibetani nel sud dell'India, lunedì il Sikyong dottor Lobsang Singhi ha ringraziato il pubblico tibetano per l'opportunità di servire la causa tibetana e ha espresso la sua fiducia nel soddisfare le loro aspirazioni. Il Sikyong ha incontrato il pubblico tibetano in generale e ha visitato vari monasteri e scuole tibetane negli insediamenti tibetani di Kollegal, Humsur, Bailakupi e Mungod.
Il Sikyong ha anche incontrato Sua Eminenza il 104esimo Ganden Chipa ed ha informato dei principali progetti realizzati dal suo gabinetto negli ultimi 10 anni. Sua Eminenza, nella sua risposta, ha offerto il suo apprezzamento e i suoi auguri a Sikyong e lo ha esortato a continuare ad essere al servizio del popolo tibetano. Rivolgendosi agli studenti delle scuole tibetane dell'India meridionale, il Sikyong ha sottolineato agli studenti che il nostro status di rifugiati politici non dovrebbe limitarci dal raggiungere il successo. Egli ha infatti consigliato agli studenti di avere sempre quella che ha chiamato una mentalità da vincitore, in contrapposizione ad una mentalità da vittima per raggiungere il successo nella loro istruzione. Ha anche menzionato l'alta priorità che il CTA dà all'istruzione. Il Sikyong ha anche ringraziato i monaci per il loro sostegno e ha sottolineato l'importante contributo dato dai monaci per ripristinare e ristabilire gli studi e le pratiche monastiche. Il dottor Singhi ha fatto una rapida visita all'ufficio dell'Associazione per il benessere degli ex militari e ha reso omaggio ai tibetani che hanno perso la vita servendo nell'esercito indiano. In protesta alla visita del ministro della difesa cinese, il 24 marzo scorso il vice sindaco del primo distretto di Budapest, Ferenc Garencsy, ha issato la bandiera nazionale tibetana dal municipio del distretto. Esprimendo il suo disappunto per la mossa del governo ungherese nell'accogliere il membro del regime comunista cinese, il vice sindaco del primo distretto di Budapest ha detto che ci devono essere dei limiti per un paese membro dell'Unione Europea quando fraternizza con un paese comunista. Nessun paese può permettersi di trascurare le violazioni dei diritti umani commesse dalla Cina. L'Office of Tibet Washington DC ha organizzato l'online North America Sino-Tibet Dialogue, con la partecipazione di 15 importanti studiosi, avvocati e commentatori politici cinesi che vivono in Nord America. La discussione ha visto l'importanza del dialogo sino-tibetano e il significato di protrarre tale dialogo. Sono stati anche evidenziati i risultati nella preservazione della lingua e della cultura tibetana sotto la guida di Sua Santità il Dalai Lama sia in Tibet che in esilio. Gli speakers hanno anche espresso la loro preoccupazione per la brutale distruzione da parte della Repubblica Popolare Cinese di Tibet, East Turkestan e Mongolia e hanno applaudito lo sviluppo di un sistema democratico di successo nella comunità tibetana in esilio. Hanno anche parlato della politica della via di mezzo come unico metodo che possa risolvere la questione tibetana e hanno sollecitato più dialoghi ed eventi per far capire ai cinesi la visione di Sua Santità della politica di via di mezzo. Per questa settimana è tutto, vi ringrazio per aver guardato Tibet TV e ci vediamo la prossima settimana.